tratta della quinta edizione, ragazzi, di una manifestazione che viene organizzata ogni anno dall'Osservatorio per la prevenzione della dispersione scolastica. Ogni anno è un'esperienza diversa. Quest'anno abbiamo voluto provare a coinvolgere anche i ragazzi, i protagonisti della mancata dispersione. Cosa significa mancata dispersione? Che ci venite voi a scuola, giusto? E tutti i giorni. E la scuola è un luogo di crescita, un luogo di vita, dove è vero si imparano molte cose. E sono cose che si possono fare vedere, che si possono dimostrare, perché essere contro la dispersione significa essere competenti, sapere fare, dimostrare al mondo che ci osserva che vale la pena venire a scuola tutti i giorni, impegnarsi, lavorare. E questa manifestazione serve oggi proprio a questo. La Scuola Battisti ha una grande collaborazione oggi. Abbiamo la Scuola Boggiolera, un applauso, rappresentata da professori allieve che si esibiranno e genitori anche, e che ringrazio veramente per l'interesse e la partecipazione. Abbiamo il liceo Turrisi Colonna, che è rappresentato da due insegnanti che successivamente racconteranno cosa significa lavorare per contrastare la dispersione scolastica. Gradito ospite è il preside della scuola Montessori Mascagni, che è accanto a me. Anche lui ci racconterà un'esperienza di contrasto della dispersione. Come si fa a coinvolgere il territorio? Territorio significa i genitori, le istituzioni, il comune. Come si fa a firmare un patto territoriale? Il primo, penso, a Catania. Quindi una interessantissima testimonianza che noi tutti vorremmo seguire. In sala abbiamo ospiti, al momento abbiamo l'Eris e alla rappresentante che inviterei a porgere i saluti dell'ente.